in eccellenza 5 squadre nel giro di 3 punti, 10 squadre in 10 punti, dai 20 del Fontana Fredda ai 10 della Pro Gorizia. Che sarà allora di questo campionato? Chi lo vincerà? Chi riuscirà a prendere il ritmo? Regna l'incertezza, ma diventa divertente. Cercheremo di capirlo in questa puntata, dove ci chiediamo anche che sarà di quelle piazze nelle altre categorie che stanno faticando. Ci sono nomi importanti in crisi, ne parliamo stasera. Che sarà allora di questa stagione? Ne parliamo con i nostri ospiti. Sigla. Non l'ho messa tutta che sarà, perché altrimenti Ezio Peruzzo mi improvvisava un ballo qui in studio. Buonasera Presidente, devo aprire con lei, sono uno dei presidenti storici del nostro campionato e quindi parleremo di eccellenza con te ampiamente. Che sarà di questa eccellenza? Vicino a lui, grande novità, amici di Terzo Tempo, per la prima volta Andrea Merlino, raccontiamo il mondo arbitrale in TV nei dilettanti. Grazie dell'invito Massimo, è un piacere far scoprire un mondo dove tanti ne parlano ma pochi lo conoscono. È vero, quindi faremo anche questo, ma sarà anche in veste di opinionista, aggiunto ai nostri super opinionisti. È tornato ormai, io senza di lui non riesco a passare i martedì, Jimbo Gerli. Grazie, buonasera. Ciao, Simone Fornasiere. Buonasera. E bentornato anche a Davide Barlocco. Buonasera. Che sarà? Allora, rigorosamente musica italiana, Terzo Tempo, la domanda che apre è: ma quando avete visto voi un campionato così equilibrato, incerto e che poi è finito con un epilogo magari che non vi aspettavate? Il domandone che apre la nostra puntata, dai, dimmene uno. Io vado 86-87, wow. Pasianese. Tu non so se c'eri, quindi Pasianese, c'erano ancora i 2 punti, quindi classifica equilibratissima, noi primi, secondo Trivignano, terzo Bonfalcone, quarto Arassacile, ma insomma bella impegnativa, difficilissimo e impegnativo. Fornasiere? Io proprio per rispondere alla tua domanda che sarà dell'eccellenza vado indietro di qualche anno. Il presidente Peruzzo, adesso ti dico perché quell'anno non piacerà tanto, era il 2013-14 e l'eccellenza si decise l'ultima domenica con lo scontro diretto Cras Fontana Fredda, che erano prima contro seconda. San Luigi fu retrocesso purtroppo quell'anno, ma fino all'ultimo non si sapeva. E avevano il distacco, il Fontana Fredda riuscì a pareggiare, mi sembra, all'ultima giornata e andò in D. Poi andò anche il Cras attraverso gli spareggi, però è stata l'eccellenza più equilibrata, almeno per il primo posto, degli ultimi anni. Tra l'altro 2 squadre che sono ancora protagoniste adesso. Davide Barlocco, tu ne ricordi qualcuno? Stagione 89-90, Savona Pistoiese, dove noi siamo arrivati secondi dietro la Pistoiese. Ah, ok, una cosa che era serie? In Serie D. D, ok, te la passo, l'importante è che sia dilettanti. Merlino, il tuo mondo arbitrale? Ricordo il 2004-2005, 3 squadre, Manzanese, Rivignano e Sarone, si giocavano la vittoria, erano a 4 punti di distanza all'ultima giornata di campionato e c'era la Manzanese che poi ha vinto, la penultima perché era stata rinviata una partita per pioggia, è stata recuperata. Manzanese Palmanova, se la Manzanese avesse vinto sarebbe stata promossa. Pronti i festeggiamenti a Manzano, ho arbitrato io, finì 2-2 col Palmanova, hanno rimandato di una settimana i festeggiamenti. Queste eccellenze erano belle, equilibrate, divertenti. Presidente, ti è venuto un campionato in mente? No, però mi sono venute le 3 squadre che lui diceva, pensiamo a dove sono adesso. No? È un tema anche di stasera, insomma, di come cambia. Io ho una grossa memoria, devo dire che non mi ricordo. Ti ricordi quando hai vinto il tuo, però?
Beh sì, perché stasera ne riparliamo, dai, vediamo, facciamo un po' di ricordi. Solita domanda, vi interessa la mia risposta? No, e aggiungo che Merlino che va a arbitrare una squadra che può far festa e fa finire 2-2, ma non che ha roba capito è? niente. Non ha capito niente, dai, sentiamo la tua, dai. No, hai fatto bene, quando non vi interessa è giusto che io non la dica, però vi dico una cosa, non vi do una risposta perché francamente io ho sempre patito questa eccellenza che dava dei verdetti abbastanza anticipati, forse anch'io ricordavo quella, una bella sfida Chions e Lumignacco, no? Che poi però prese il via al Chions. Allora, passiamo il tempo a dire... Lumignacco. No, io mi ricordo quella di Chions Lumignacco, l'Enisa Zanuttig in panchina che fece bene anche negli spareggi nazionali Lumignacco. Allora, diciamoci una cosa, l'eccellenza è equilibrata, è divertente, bisogna capire questo equilibrio, ne parleremo ampiamente stasera. Prima però un passaggio sulla Serie D, il nostro ospite stasera per analizzare questo momento delle regionali, Federico Francioni, dopo 12 giornate, l'attacco è la chiave. Sentiamo Francio. Infatti le prime partite di campionato, che anche lui era non era proprio in formissima, ti ricordi che parlavamo delle difficoltà del Lignano che giocava, arrivava fino a Lima, non riusciva a tramutare in gol. Adesso tutto quello che tocca lui è gol. È chiaro che sta dimostrando un grande valore in Serie D. Dopo la sua carriera dice che la D non l'ha fatta tantissimo. Ci vorrebbero un po' più di anni per affermarsi come attaccante di D, però oggi è il capocannoniere del campionato. E quindi complimenti a lui e complimenti a Lignano per quello che sta facendo e all'allenatore soprattutto. Arrivi in prima squadra, fai la prima partita, è partito un po' così sornione, però le due palle gol che ha avuto, una se l'è creata, che è questa, facendo un bel gol, e il secondo ha impattato bene, dimostrando che ha qualità e che è un ragazzo che lavorando su se stesso, appunto sulla grinta, sull'intensità, può essere un giocatore che dia una grande mano al Charlins. Gli attaccanti sono quelli che determinano, parlavamo prima di Ciriello. In questo momento gli attaccanti del Charlins devono dare un po' di più, perché i gol da parte loro, del reparto, sono troppo pochi. Vedo che annuisce Barlocco, non so se nel tuo blog note ci sono questi dati. Sì, no? Sì, decisamente sì. Diciamo che nonostante che il Charlins non stia segnando poco, va a gol con diversi interpreti, però devono dare sicuramente di più. Se no non saremmo qui a parlare di un 2006 che fa vincere una partita. Infatti prima di Ciriello, perché l'abbiamo in titolo in immagini, fatemi rivedere subito i due gol di Silvestri che ha sorpreso Simone Fornasiere, no? I due gol di Ciriello ce li aspettavamo, questi magari no. No, perché uno che al suo esordio da titolare tra i grandi e fa doppietta, diciamo che anche se avesse fatto il centravanti non ce li saremmo aspettati all'esordio, però due bei gol, soprattutto uno col destro e uno col sinistro, ma secondo me il primo è bello, perché controlla la palla, evita tic-tac, evita un giocatore come Parisi, che insomma è uno che ha già vinto la D con l'Arzignano, quindi bel gol, guarda, questo secondo me è un gran gol. È chiaro che in questo momento i numeri dicono che al Charlins le due prime punte, Pegollo e Menato, 0 gol. Quindi vuol dire che almeno numericamente bisogna cambiare marcia. In zona gol ha risolto tutto il Brian Lignano con Ciriello. La domanda che vi faccio, e giro con la domanda prima di passare in eccellenza e chiudere l'argomento Serie D, è... abbiamo parlato con Francioni ampiamente stasera di questo Brian Lignano che funziona in generale e lui è il finalizzatore che ha risolto quel problemino delle prime giornate. Ma domenica Franti ha detto questo, mister Franti, l'attaccante più forte degli ultimi 10 anni in regione, Ezio Peruzzo. Tu, insomma, chi meglio di te può dirci cosa pensa di Ciriello, che adesso è lì capocannoniere in D? Ciriello intanto è un ragazzo che è ambizioso, vuol far bene, ci tiene molto, fa una vita molto molto sana e poi ha tutte le caratteristiche perché ha forza, ha coraggio, ha resistenza e ha quel sinistro che è micidiale, oltre che quando salta di testa lui raggiunge le nuvole, quindi è veramente, penso di sì, che sia negli ultimi anni il migliore. Come attaccante, no? Proprio se andiamo a guardare sarebbe da controllare bene cos'è uscito negli ultimi 10 anni, però effettivamente la scena degli ultimi 10 anni sì, erano arrivati
se andiamo proprio indietro giusto di 10 anni, nel 2014 arrivavano poi a fine di un percorso i Goders, i Dimas, no? Lasciamoli a parte, ma dico come è impattato in questi 10 anni Ciriello nel calcio regionale. Effettivamente io sono d'accordo, non c'è nessuno. Giro, Andrea? Allora, è stato un fattore, i numeri dicono così, ma quello che ha detto il Presidente è vero, l'ambizione di fare bene, la vita sana per uno sportivo è importante, è un bel messaggio questo, perché sì, vero, se uno vuole avere certi risultati deve sacrificarsi in qualcosa, quindi questo è messaggio che non potremmo lasciare io e Simone Fornasiere, però Goders ha fatto di fatto pochi anni rispetto a Ciriello, no? È tornato indietro. Poi non c'entra. C'è stato un grande attaccante negli ultimi 10 anni che può essere stato Marco Nardi, ad esempio, tanti gol, però secondo me Ciriello impatta e risalta di più perché ha vinto i campionati, perché poi è andato a fare un anno di D, cosa che Marco Nardi secondo me avrebbe meritato di provare, ma forse per lavoro e altro non ha fatto. È andato in D Ciriello ed è capocannoniere dopo 12 giornate, quindi è più impattante. Anch'io la penso sia come Simone, come il Presidente. Il ragazzo si vede, l'attaccante, i numeri ci sono, continua a far gol e quindi non c'è niente da dire. Questo qua. C'è da dire che fa anche gol di pregevolissima fattezza. Io, a dirvi il vero, dopo l'anno in eccellenza dove veramente è andato fuori per fuori, non ero proprio così convinto che anche in D avesse fatto così bene, quindi è una sorpresa positiva e tanto di cappello. Tu che l'hai visto crescere, te lo aspettavi in D così importante adesso? Insomma, io non avevo queste mire della D, non pensavo a questo. Però ti dico, lui è esploso l'anno che ha finito Juniores, che è andato con il Sant'Andrea, quell'anno là ha fatto 27 gol. È vero. In seconda categoria, mi sembra. Poi l'abbiamo ripreso. Forse seconda. Prima con Michelutti. Esatto. Sì. E poi l'abbiamo ripreso con noi e là è stato devastante. Nel settore giovanile era bravo, ma non tanto bravo come lo è adesso, come lo è da dilettante. Perché con noi ha fatto tutte le giovanili, però faceva gol, ma non era proprio. Poi lui ha messo su massa muscolare un po' in ritardo. Sì. Ma l'anno del Sant'Andrea, la racconto sempre, Michelutti mi disse: questo ragazzo può andare a giocare in D che fa gol. E io dissi: vabbè, adesso non esageriamo. Però, e ogni volta che Stefano Michelutti lo incontro mi dice: e Ciriello? Alzo le mani. Hai visto però, è successo a lui che era andato in seconda, ma è successo a Bolgan che aveva fatto un giro in seconda e adesso in D. Sai, tante volte i ragazzi non dimostrano tanta intelligenza sul fatto di andare a giocare in una categoria inferiore. Cioè, tutti vorrebbero a giocare in eccellenza, ma non tutti sono pronti, prima di tutto fisicamente. E quindi devono imparare facendo fatica, magari in categorie inferiori, per dopo far bene là e venire più. Comunque, Trieste propone l'attaccante più forte, in questo momento il giocatore più forte a livello dilettantistico nella nostra regione, no? Poi adesso ne è tornato un altro, a casa del buon Peruzzo, ne parleremo, Carlevaris. Poi propone San Luigi II, questo fine settimana al Chiarbola Ponziana l'Exploit, no? Il Cras, comunque tutta la zona del Triestino, quindi mettiamoci dentro anche il Carso, quindi Trieste, non già mai a rischio, una Trieste che calcisticamente nei dilettanti sta bene, però una cosa alla volta, ma questa eccellenza così equilibrata, riassumiamola con le parole di allenatori protagonisti, chi più chi meno, chi diciamo a massimo livello come Malerba che adesso è primo e resta la sorpresa di questo inizio stagione, fino a chi magari ci aspettavamo meglio, il Tamagli di Agostini. Sentiamo mister che riassumono così l'eccellenza, da dove eravamo partiti anche noi con quella famosa dichiarazione di Tomei che disse: qua nessuno dichiara di vincere. Riassumiamo tutto. L'equilibrio regna. È un'eccellenza senza padroni. È un'eccellenza che non ha un padrone, è un'eccellenza che non ha un padrone e che ogni partita la devi lavorare, sudare con chiunque, perché basta vedere i risultati, insomma non ci sono partite scontate, non ci sono squadre materasso. Perché chi è che vince il campionato? Chi è che si è dichiarato? Chi vuole vincere il campionato? Bisogna sempre aver voglia di vincere e di stare in alto.
perché solo l'ambizione ti porta a fare uno step e a elevarti rispetto magari a una mediocrità che non ti dà nessuna soddisfazione. Perché vediamo che ci sono squadre attrezzatissime che poi fanno fatica, squadre meno attrezzate. Il calcio è questo. Sicuramente non possiamo essere contenti dei punti che abbiamo, perché dovevamo averne di più, è inutile che ci nascondiamo, e non è che dobbiamo aspettare come l'anno scorso il girone di ritorno, perché altrimenti potrebbe essere troppo tardi. Noi siamo entrati in punta di piedi perché comunque sappiamo che l'eccellenza friulana comunque è sempre stato un campionato a mio avviso tosto, noi ce la mettiamo tutta per ben figurare, per ora ce la stiamo godendo e speriamo che duri. Eccoli qua, vai, 3 opinionisti, mi dite la vostra su questo equilibrio. Sì. Come lo interpretate voi? C'è l'equilibrio, però comunque io penso che alla fine vincerà una squadra che ha già fatto la categoria superiore e che alla fine uscirà. Adesso il Tamai è quella che io pensavo, come l'ho detto già altre volte. Perché dici questo? Tamai dico sempre come il San Luigi, come Fontana Fredda e come può essere anche chi era l'altra che pensavo? Il Cras l'ho visto in promozione, è una squadra fisica, però per me non è all'altezza di quelle prime 3-4 in classifica. In questo campionato, in questo momento, dice però dico per cose. fare il salto ci vuole una struttura, magari il Presidente me lo può anche confermare, che ha già fatto, uno che tornerà a fare, già preparate, altre non le vedo per il momento. Insomma, tu guardi avanti e vabbè, questa è la tua previsione, però oggi, noi teniamoci l'oggi, questo equilibrio, come lo interpretate voi? Nel senso, è un equilibrio dato da cosa? Da una che non è partita, io interpreto, da una che non è partita per te. Che uscirà fuori. Che uscirà, invece non che c'è un equilibrio che è così questo campionato, dobbiamo prenderlo così fino alla fine. Io ho un'altra lettura, Vai. che non c'è nessuna squadra che ha costruito la corazzata per vincere dichiaratamente. Che cosa significa corazzata? Il Brian l'altro anno era una corazzata, il Chions 2 anni fa era una corazzata. Quest'anno dimmi se c'è una squadra del livello di Brian e Chions, con tutto rispetto, che può uccidere il campionato, no. Quindi ci sono altri, tutti hanno qualcosina. Tutti hanno qualcosino e, passami il termine, non vorrei offendere nessuno, si è livellato verso il basso rispetto a una forte che dichiaratamente vuole salire. Ma no verso il basso, forse... No, infatti ho premesso, non verso il basso, non c'è una più forte. Che ha quegli elementi... Per quello dico verso il basso, non vorrei offendere squadre e società. D'accordo con Simone, nel senso che negli ultimi 2 campionati abbiamo visto 2 vere corazzate. Io presumevo che il Tamai potesse esserlo, in realtà mi sto rendendo conto che proprio così non è, e ci sono delle liete sorprese, tra cui c'è il San Luigi, tra cui c'è questo Cras. Dopo parliamo di loro. Una battuta, io c'ero Fagagna, Fontana Fredda. Benissimo entrambe, e benissimo il Fagagna. Fagagna, ho visto una squadra che ha giocato bene, che ha mentalità giusta, e questa gliel'ha data Pagnucco. No, tu l'hai vista a Tolmezzo. Io il Fagagna l'ho già visto diverse volte, sono andato a vedere anche qualche allenamento, posso dire che Pagnucco è un allenatore emergente che farà sicuramente bene ed è una squadra che piace molto. Io l'ho vista contro il Tolmezzo, ha fatto una gran partita, e vi dico anche che ho visto proprio la prima di campionato contro il Tamai, che perde male il Fagagna, però vi posso garantire giocando un'ottima partita, quindi è sicuramente una delle squadre outsider con un ottimo allenatore. Perso in rimonta a filo a San Luigi, sì. il Fagagna. San Luigi un campo difficile, no? Perché c'è il presidente qua. San Luigi vincono in poche, storicamente. E se dopo devi aggiungere che con Gorizia in casa il Fagagna meritava di vincere. Sono i 2 punti persi che quando ho visto la partita, con un palo, un gol annullato e 2 o 3 occasioni, avrebbe anche 2 punti in più. Però il calcio è questo. Quindi qua. eccoci qua, mentre stiamo vedendo un po' di immagini, tante protagoniste, il dato di 5 squadre in 3 punti, di 10 squadre nel giro di 10 punti e quindi in buona sostanza al momento secondo voi manca quella che ha i 2-3 elementi Per me sì. per diventare una corazzata, insomma. Allora, però metto sul piatto un'altra lettura dopo aver sentito questi allenatori. Mister Sandrin, che insomma adesso fra poco parliamo, si va verso San Luigi Gorizia, sentiamo cosa ha detto lui su questo equilibrio. Io credo che il San Luigi possa ambire a ripetere quello che è stato fatto 5 anni fa. Carlevaris è un attaccante, a mio avviso, e credo che in questo campionato qua è un giocatore che potrebbe ripetere la strada
di Ciriello. E il Tamai, è inutile stare a dire che è la squadra che è più accreditata a vincere, però lo deve dimostrare, chiaramente. E poi ci sono realtà, io per esempio sabato ho visto un Kras rispetto all'inizio del campionato molto quadrato, quindi credo che loro non nascondono le ambizioni di poter fare un campionato di vertice. Io credo che se il Kras azzecca magari un paio di innesti a dicembre, il Kras può essere una squadra che potrebbe fare bene. A me è piaciuto molto anche il Monfalcone per come si sono espressi. Grande equilibrio. Sì, io dico che alla fine però prevarrà, io dico che il Tamai alla fine quest'anno sia l'anno giusto. Alla fine tutti si aspettano questo arrivo del Tamai, no? Cadono tutti lì. Cadono tutti lì, però... Magari si sbaglia a tutti, per l'amor di Dio. Io auguro a tutti di vincere, anche al Presidente, a tutti. No, però dice questo, però dice anche due cose Sandrin, Presidente Peruzzo. Partiamo da una. Carlevaris può fare quello che ha fatto Ciriello. Sì, però ha caratteristiche diverse, no? Non è il terminale, proprio è l'estro, la fantasia, il genio Carlevaris. Però tu mi hai parlato di Corazzata, il giocatore più forte in questo momento dell'eccellenza sta a San Luigi. E su questo non c'è dubbio. Secondo me anche. Secondo te anche? Anche se, devo dire la verità, conosco poco i giocatori del Kras, tipo quel Veliconia che fa gol. Salvador del Fontana Fredda, per fare un altro nome, un altro giocatore. Salvador è un altro che sta facendo gol. Però Carlevaris, Presidente, da quando è tornato con voi, lasciamo stare il campionato dell'anno scorso, adesso quest'anno è ripartito proprio dicendo sono qua in eccellenza e abbiamo visto che cosa sta facendo, no? Allora, Andrea sta diventando quello che è stato Giovannini negli anni scorsi, cioè Andrea si sta prendendo la squadra in mano e diventa, oltre che un leader come giocatore, ma anche come uomo spogliatoio. Sta facendo un grosso lavoro, lo seguono in molti perché ha il carisma e ha le capacità. E quello che ha detto Sandri è anche vero, a noi ci manca una prima punta, non c'è, quindi la nostra squadra è un po'... Però Carlevaris può sopperire con le sue giocate. Sì, però, sai, il campionato è lungo, adesso anche la Coppa, abbiamo giocato domenica, giochiamo domenica col Progorizia. Bisogna avere anche dei ricambi e noi nelle varie zone del campo abbiamo i ricambi, ma là davanti ci manca. Noi facciamo giocare un ragazzino molto bravo, Osmani, è un 2007 centrale. Questo è il merito vostro, però. Capisci? Adesso faremo giocare anche qualche altro 2007, no? A me quello che piace di questo San Luigi, che è vero che Carlevaris è un giocatore che è sicuramente un leader, è un giocatore che ha fatto la D, che se sta bene fisicamente, ha fatto la CIA, sia la Virtus Vecco, ma hai ragione, che se sta bene fa bene, ma è una squadra dove Carlevaris fa 5 gol, ma ne hanno fatti 15, quindi vuol dire che non è Carlevaris dipendente, dopo è vero che ne prendono anche troppi. Ok, ma quello che dice Sandrin, il San Luigi può ripetere quello che ha fatto 5 anni fa? Questo? No, ripetere quello che abbiamo fatto noi, i primi di marzo avevamo vinto il campionato, 5 anni fa, questo non lo ripeteremo sicuramente. No, poi tutto si può vedere, tutto si può fare, indubbiamente abbiamo dei ragazzi interessanti, il gruppo è molto buono, abbiamo un buonissimo mister che anche questa è una cosa che io ci tengo molto. Parliamo di tutto questo. È uno di società, è uno che prima di fare allenamento va in segreteria, saluta i segretari, parla col direttore sportivo, parla col custode, parla con tutti, è l'uomo che fa per la mia società, eccolo. Quindi Poce è un grande, oltre che essere bravo anche in campo naturalmente, e questo è quello che è il San Luigi, insomma. Però, due cose dobbiamo approfondire su questo San Luigi che è secondo in classifica. Parliamo però anche del prossimo turno, perché abbiamo visto Sandrin, ritorna un grande ex, quindi ripercorriamo un po' il percorso del San Luigi
con le sfide con la Pro Gorizia che hanno avuto un significato in questi ultimi anni. Servizio. Tu sai dov'è, dimmi dove e quando. Dimmi dove e quando. Via Felluga, domenica 10 novembre. San Luigi Pro Gorizia, una sfida che nel recente passato ha sempre significato qualcosa. L'8 dicembre 2018, ad esempio, la Pro Gorizia di Cocceani, lanciata piena di entusiasmo, sfidava a Trieste il San Luigi per uno scontro al vertice. 49esimo, finisce qua lo scontro diretto, 0-0. Il San Luigi è campione d'inverno d'eccellenza con 36 punti più 4 dalla Pro Gorizia. Alla fine di quella stagione il San Luigi per la prima volta nella sua storia sale in Serie D. È il giorno della festa per il San Luigi che matematicamente saluta l'eccellenza, se ne va in Serie D. E qua iniziano le immagini belle, piene di ricordi di un ciclo vincente. Tempo cellulare spento per ballare senza reggaeton. Dimmi dove e quando. Dimmi dove. E poi si è visto che questo gruppo qua, una volta capita la categoria in Serie D, aveva trovato anche il suo equilibrio in Serie D. E poi sappiamo tutti come è andata a finire, quindi quello potrebbe essere un po' un rammarico. Un rimpianto. Sì, un rimpianto. La retrocessione forzata col Covid dalla Serie D e una prima separazione con Mister Sandrin. E poi, nella ripartenza post-pandemia, il San Luigi decide di giocare insieme a Gorizia lo strano e inedito campionato insieme al Veneto. Nell'aprile 2021 va in scena al Bearzot la sfida della ripartenza. 2-2 il risultato finale con dei gol bellissimi. Ci siamo divertiti, ma soprattutto abbiamo rivisto calcio. Poi il ritorno alla normalità, il ritorno anche di Gigi Sandrin che fa molto bene nel suo San Luigi bis, ma la separazione per approdare alla Pro Gorizia non viene gestita benissimo. Il 23 settembre dell'anno scorso Mister Sandrin torna in via Felluga e perde 3-2. Il mio rientro a San Luigi lo scorso anno è stato troppo presto, è capitato troppo presto, quindi la ferita era fresca. E domenica, con Gorizia in crisi e San Luigi che sembra tornato quello dei tempi d'oro, è di nuovo una delicata sfida dell'ex. Da ex, cosa vuoi dire al presidente? Niente, che sicuramente ci ritroveremo al chiosco a bere come sempre e a parlare tranquillamente. I miei rapporti col presidente sono tornati, almeno credo normali. Da parte mia io torno con piacere, ma ci sono sempre ritornato, quindi non vedo il motivo di fare polemica o niente. Le scelte sono state fatte 2 anni fa e è andata così. E non ho più nessuna scusa stupida, non conta neanche il traffico che c'è. Beh, insomma, Presidente, la storia tra voi e Sandrin è stata una di quelle belle che abbiamo raccontato in questi anni, no? Bellissimo, bellissimo, peccato che è finita come è finita, però poi dopo, sai, le ferite rimarginano. Però la ferita c'era. Sì, La sì, ferita da parte c'era. mia. Io è anche grossa. Quindi, però poi le cose passano e quindi nessun rancore, ma ci siamo già incontrati, già bevuto la birra assieme. Certo, e abbiamo già È parlato. vero, l'anno scorso era un ritorno un po' presto, come diceva, quest'anno... Insomma, bisogna dare tempo al tempo e poi le cose, da persone intelligenti, insomma, penso che mantenere un rapporto che non è da me, insomma, eccolo. Certo, San Luigi Gorizia, comunque abbiamo detto sfida delicata ancora per Sandrin dopo che l'anno scorso aveva perso, ma ne parleremo ampiamente venerdì nella puntata del prossimo turno con Gigi Sandrin, ospite di questo momento della Pro Gorizia, che ha superato una sfida delicata. Resto ancora un attimo perché abbiamo titolato il ritorno del San Luigi con Pocecco e Carlevaris per far sentire invece come Pocecco parla di questo momento, di questo inizio di stagione perfetto del San Luigi.
Sì, è stata un po' una sorpresa anche per me questo inizio di campionato, no? Come ho sempre detto, punto innanzitutto al primo obiettivo societario, che è quello della salvezza tranquilla. Questo è quello che mi ha chiesto la società. Noi lavoriamo duro, nel senso che non molliamo mai. L'unica cosa che ti posso dire, nel senso che non ci sono ricette nei campionati. Karlevaris è sul pezzo il ragazzo. È di un altro pianeta. C'è un pensierino, perché il campionato è complicato, ci sono altre dinamiche, ma un pensierino Coppa. Sì c'è, per forza, deve esserci. Quanto è bello però anche per te essere adesso con il San Luigi in eccellenza ai vertici? Tantissimo, tanto, sì. Ma anche se non ero ai vertici, io sono molto contento di essere a San Luigi, è la mia casa. Presidente, voi avete ritrovato quello che... voi vi siete persi ad un certo punto della storia, no? Dopo la D. Anni fa qualcosa non tornava, sei andato in difficoltà anche tu, no? Un pochino, dai. Ma sai, io sono abituato a fare dei programmi, io ho vicino a me delle persone che ci confrontiamo, ne parliamo. Noi si poteva anche mantenere i vari Cirielli, Obertoni e via di seguito, bastava fare qualcosa, cosa che noi non volevamo fare. Cioè, noi abbiamo detto facciamo 3 anni inserendo i giovani, cerchiamo di fare struttura societaria e poi eventualmente tentare di fare il salto quando hai una base, perché andare in Serie D per ritornare giù l'anno dopo a me personalmente non interessa, no? Certo. Quindi o fai così o non lo fai. Però forse il loro momento peggiore degli ultimi periodi è stato proprio quello dopo quel 2013-14, no? Quando avete poi faticato a risalire, no? Fra Poccecco voi anche e il Torviscosa, volta. Mi ricordo la sfida voi Juventina e Torviscosa in promozione, avete fatto un po' fatica. Simone, il tema è proprio qua, anche lì Poccecco, adesso torna un uomo di casa, avete sentito cosa ha dichiarato Poccecco? Secondo me, Presidente, adesso io non voglio tirare in caso Andreola, che farà una carriera bella ed è un nome importante del nostro calcio, però secondo me voi siete un ambiente che ha bisogno di Poccecco. Sì, in questo momento sì, in quel momento preciso secondo me no. Ma si è dimostrata una scelta sbagliata. Lo so, però bisogna capire tutti i meccanismi interni della squadra, dei vari giocatori, di quello che è successo quando Sandrini è andato via, cosa ha fatto con i ragazzi, cioè, adesso non voglio entrare in merito, però ti posso garantire che io di quello che ho fatto l'anno scorso sono convinto che abbiamo fatto bene. Comunque bene. Poccecco comunque un elemento fondamentale. Comunque Poccecco era là in stand-by con gli allievi. Lo abbiamo premiato miglior allenatore a settembre, quindi Jimbo sta facendo benissimo, dai. Ha ragione il Presidente, comunque sulle scelte non sono mai facili da fare, se le fa sempre in buona fede, quindi dopo quello che succede. Comunque è bene che sono bene in classifica, fanno bene, sono primi, cioè, insomma, ma c'è secondi, no, primi. Andrea, hai sentito quella dichiarazione? No? Cosa trapela da quelle parole di Poccecco? Emozione. L'emozione che non sempre, che siamo abituati a sentire a volte analisi fredde degli allenatori, giocatori. Quando c'è l'emozione nel calcio, in tutto lo sport c'è qualcosa in più, si dà quel qualcosa in più, il creare il gruppo, la programmazione, far giocare i giovani, è fondamentale. Se non si crea questo non c'è futuro, se non c'è programmazione non si va, cioè si va 1 anno, 2 anni, ma dobbiamo guardare oltre. Io non ho mai cambiato società e quindi non ho esperienza di altre società, però ti posso dire che per me la più grande soddisfazione è quella di far giocare un ragazzo che mi esce dal settore giovanile in prima squadra, fare il settore giovanile con gli ex giocatori del San Luigi, portare in prima squadra l'allenatore del ex San Luigi. Identità. Cioè, questa è per me il massimo. Adesso è un prodotto vostro. Chiaro. Cottiga, penso, caramelli. Ma ce ne sono un'infinità, no? Quindi noi pensa che, non so, mi ricordo 3 anni fa, mi sembra, o 5 anni fa, adesso non mi ricordo, noi eravamo su 20 in rosa, ne avevamo 16 mi sembra nati a San Luigi, quindi
Dai, è un modo di lavorare che va apprezzato ed è giusto. Anche, certo, no? ma infatti è giusto raccontarlo. Scusa, parliamo di una delle squadre più importanti della regione, una delle squadre con più presenza in eccellenza. Ma per quello può puntare a vincere. Sì, certo. Perché il tema stasera è chi vuole provare, chi ha le possibilità, chi ha le carte in regola. San Luigi ha le carte in regola per provare di nuovo, non è lì per caso. Io non penso che credi di essere lì per caso, Presidente. No, sicuramente no. È una bella sorpresa per certi versi, ma... Per esempio, abbiamo preso 3 giocatori, se non sbaglio, guarda caso, 3 ex San Luigini. Vilanovic, Tonini e Oio. Ah sì, Olio quindi anche, vero? Sono 3 Max Cofone. Max Cofone ha incominciato il settore giovanile con noi, poi è andato via. Cioè, sono tutti magari cavalli di ritorno, no? Che però inseriti in un contesto coi giovani ti danno lascia le porte aperte a Ciriello. Un ritorno che di Ciriello sia a posto. No, però c'è domani siamo in campo, no? Tamai San Luigi, di nuovo. Allora, velocissimi, una battuta sul Tamai. Secondo voi, poi voglio chiedere a Peruzzo che l'ha affrontato, Tamai che perde in casa con San Luigi, che ha pareggiato con Gabriele Ponziano, che ha perso con la San Vitesimo, non vince in casa il 18 settembre, vi siete dati avete fatto un pensiero su questo? Il pensiero che ci facciamo da ogni settimana è un Tamai che non va senza anticipare magari... il perché comincia a darti le risposte? Intanto secondo me l'altro anno Zorzetto ogni pallone che toccava segnava e quest'anno Zorzetto non segna, ma non è una croce che voglio... Anche Carniello. Carniello uguale, Stiso è tornato dopo 26 gol e tutti pensavano che Stiso ne facesse altri 21, quindi... Barlocco? Sono d'accordo, mancano un po' i numeri e dopo diciamo che ha avuto qualche problema con qualche infortunio importante e questo l'ha un pochettino... limitato. Sentiamo come l'ha visto? Hanno ancora qualche infortunato importante fuori. Ho visto una squadra quadrata, una squadra solida. Noi abbiamo fatto gol in ripartenza e li abbiamo aggrediti molto alti. Noi siamo bravi su questo siamo molto rapidi e se abbiamo la giornata giusta devo dire che fa difficoltà un po' tutti. Allora, potrebbe essere tranquillamente San Luigi miglior squadra, no? Ma cominciamo con una nomination che ci continua però a far parlare dell'eccellenza equilibrata. In questa eccellenza equilibrata c'è primo il Fontana Fredda, secondo il San Luigi, ma occhio, l'ho detto domenica, il Cras. E infatti parliamo di Cras. Servizio. Visto che qua si dice che nessuno voglia questa bellissima categoria, no? Io non ho paura, io la vorrei, ecco, e penso che saremo competitivi anche in eccellenza. Poi vedremo dove possiamo arrivare, però io della Serie D non ho paura, sinceramente non ce l'ho. Già l'eccellenza è una bella cosa, però se si riesce a fare quel passettino in più, ma non di più. Parlava così quest'estate Goran Kozman, presidente di un Cras che ha la convinzione, la determinazione della società. L'ambiente può pensare in grande con risultati così concreti. L'unica squadra imbattuta dell'eccellenza. Miglior difesa con l'Azzurra, solo 5 gol subiti. Secondo 1-0 consecutivo e Veliconia su quel palo è abituato a fare gol. Già col Maniago Vaillant ha deciso con il suo sinistro e con il Murgia invece ci mette la testa. Un Cras che funziona, un Cras che vince, forse l'unica in eccellenza che oltre ad avere qualità potrebbe avere la mentalità per spezzare l'equilibrio. Questo ve lo chiedo. Sentendo anche le dichiarazioni del Presidente, è quella che ha la mentalità per spezzare questo equilibrio? È quella che dà l'idea di avere più convinzione e insomma mentalità, la chiamo io, Gerli? In questo momento, a sentire anche il press, direi di sì. Queste sono di quest'estate, però il pensiero di Kozman è quello. Il pensiero è questo. In questo momento sì, però bisogna vedere fino alla fine. Il campionato
di eccellenza è lungo e difficile, quindi... Sì, ma non è un tema volere, sapere che la D non lo posso so, io fare? mantengo No. la mia idea che ho detto prima e quindi... Ma tu l'hai un po' per partito preso. No, ma io ho le mie sensazioni, ho... Anche per esperienza. Ho fatto il Tamai, tanto. oltre ad avere una squadra che è sicuramente attrezzata, ha anche un allenatore che è sicuramente uno dei migliori in assoluto. E questa, la certezza che ho io sul Tamai è legata sia alla qualità della squadra, ma anche alla qualità dell'allenatore. Per quello che riguarda il CRAS, sì, va benissimo il CRAS, ma dobbiamo dircelo nel mercato che farà fra un po', e vi spiego perché. Perché il CRAS, nonostante che sia terza in classifica, nonostante che prenda pochi gol, ma ne fa troppo pochi, per poter ambire a puntare a vincere un campionato d'eccellenza. Quindi il CRAS lo vedremo nella campagna acquisti che andrà a fare, se veramente ci crede, ecco. Io mi sento di risponderti quasi a nome di Cosma, non me ne vorrà, che secondo me il CRAS, se la gioca sul mercato, interviene senza paura invece. Mi sento, adesso ho fatto una battuta dicendo che parla... Ma Simone, ma non questo di Cosma. non aver paura della categoria, in questo equilibrio per me è un tema. Anche per me è un'arma in più, perché i giocatori percepiscono questa cosa, la capiscono questa cosa. Il CRAS è una squadra che è lungimirante, intanto perché ha un allenatore da anni ormai, è retrocesso, l'hanno tenuto, è uomo come Poceco a San Luigi, possiamo dirlo no? È uomo della società, è uomo del presidente, certo. E su questo non c'è dubbio. Io credo che il CRAS invece voglia, poi è chiamato un po' a ritrovarsi, perché in D ha sempre fatto l'ascensore, non si è mai salvato, ma non corriamo tanto. Però io credo che queste parole dette quest'estate, se tu intervisti questa sera Goran Kosman, sono ancora più forti le parole. Ci crede come, secondo me, vuole andarci. Beh, lo inviteremo sicuramente per parlare di questa stagione. Allora, è nomination per miglior squadra, perché fra poco vi devo chiedere se me la passate, se me la tenete la nomination come miglior squadra, ma io in queste puntate vi segnalo anche altre squadre e vi segnalo questa, vado dall'eccellenza alla terza categoria, perché sapete che le storie mi piacciono. Poggio, che dalla terza, dove si trova, vuole andare in seconda e passa, vincendo un derby, passa la passerella, no? E supera incredibilmente un nome storico come Gradisca 4-0. Ci racconta tutto questo derby Jacopo Puntin e poi concludiamo la nomination. Oggi sarà un momento di derby della passerella, in cui il Poggio vuol dimostrare quello che vale. A Poggio Terza Armata arriva l'Itala San Marco, la nobile decaduta arriva a Poggio per giocarsi un derby storico in un clima bellissimo, c'è il sole, fa caldo, il clima perfetto per giocare a calcio, c'è anche un pizzico di tensione, quello giusto per i momenti importanti. Per noi è un momento importante, è un momento di agonismo, un momento però anche di grande voglia di dimostrare il lavoro fatto fino adesso. Sono ottimista, abbiamo lavorato bene, l'allenatore sta lavorando molto bene, tutto il gruppo sta lavorando alla grande, perciò mi aspetto un risultato positivo. E il risultato positivo alla fine arriva 4-0 schiacciante sugli avversari, 2 gol di testa, prima di Medeot, poi di Petronio che anticipa tutti e va a esultare sotto il settore occupato dai ragazzi del Poggio indisponibili. Per la partita poi sale in cattedra Zhang, doppietta per lui, prima anticipando tutta la difesa dell'Itala San Marco. Poi l'ex Aris San Polo si inventa un gol incredibile destro all'angolino per chiudere la partita, botta clamorosa 4-0 e pratica archiviata, ha portato a casa anche il derby per mister Surace. Ci si sente che quando vinci 4-0 un derby il morale è quello giusto. L'obiettivo è sempre quello, rimanere lì in alto, i ragazzi non mollano fino alla fine e le prestazioni vengono fuori da sole. E non hanno mollato nel finale, con Zhang prima e con Ferrazzo poi, sembravano volerne fare 6 e hanno trovato la qualità di Velinkovic per tutta la partita. Ragazzi, sappiamo la qualità, le nostre doti, le abbiamo sfruttate, velocità, carisma, personalità. Caratteristiche che non è riuscita a esprimere l'Itala San Marco di mister Grimaldi. Sicuramente nessuno ama perdere 4-0, non si può essere contenti e quindi automaticamente bisogna capire dove si può lavorare per cercare di appianare questo gap con la prima.
E la prima in classifica è proprio il Poggio, che è sembrata sovrastare un'Itala San Marco che non è riuscita a rendersi pericolosa se non in 2 occasioni sole in tutto il match. Siamo una squadra che siamo giovani, una squadra che siamo partiti da nulla, tra virgolette, no? Abbiamo cercato di fare un lavoro, abbiamo intenzione di fare un progetto importante e ovviamente ci vuole tempo per arrivare a certi risultati e a certe prestazioni. Siamo sulla buona strada, secondo me, però ci vuole ancora tempo. Ci vorrà anche tempo, ma per ora la classifica dice 5 punti e 12° posto per l'Itala, che è sembrata poco squadra per riuscire a inserire un Poggio primo in classifica che corre dritto verso il suo obiettivo. È l'obiettivo di cercare di andare in seconda categoria da subito, insomma, questo è il nostro obiettivo primario. Insomma, che storia è quella del Poggio? Vi chiedo di darmi la miglior squadra. Mi confermate il CRAS? Volete pescare da questa storia? Volete fare nuove proposte? Via, Gerli. Ma io vado su una partita che ho visto sabato, Tagliamento Basiliano, una buona partita, Okay. e ti dico il Tagliamento perché, ti do una piccola chicca, è 34 partite che non perde. Così tante? Sì. Tutto l'anno scorso con le 5-6 anzi di Quindi questo. non solo i attacco. numeri del CRAS, ma i numeri del Tagliamento. Adesso andiamo con il meglio della giornata, quindi a segnalare che cosa volete propormi. E qua Gerli mette l'asso, mette il carico, insomma, 34 partite. Ma io mi devo fidare però delle tue statistiche. non Fido vai ciecamente. 34 Bella, vai Fornasiere. Arrivi sempre tardi, il Tagliamento l'ho nominato io 4 settimane fa già. Tra l'altro però delle 34 partite. Perché erano 30 quella volta, era 4 domeniche io fa. adesso lo dico adesso. Io vado stasera col mio amico Radina invece, dico il CRAS anch'io. Ok. Stasera sono buono, ti do ragione. CRAS. Barlocco? Anch'io ti do ragione, dico anch'io CRAS, aspettando il Presidente, un mercato importante per poter essere più incisivi davanti. Resta il CRAS, ma a Gimbo non riusciamo a fargliela mai passare, però quelle che propone sono top. Secondo me, mi dispiace non dare al Tagliamento, però adesso bisogna tenere in considerazione questa squadra sta facendo benissimo, veramente, bravi. E velocissimi, nella seconda parte, nel secondo tempo, dobbiamo aprire la novità degli arbitri. Il non va è velocissimo questa sera, guardate questa mappa che ho fatto, le nobili piazze in crisi. Gradisca abbiamo appena visto, in terza, sconfitta 4-0 dal Poggio. Sacile in prima categoria fa fatica, ha subito 13 gol e 12ª. Cordenons è andato in D anni fa, adesso è a 0 punti in promozione. Lasciamo ancora un attimo la Gemonese, anche se ha vinto la prima partita contro la Spal Cordovado con il gol di Bianchi, ma la lasciamo perché è una squadra importante che è partita con difficoltà. L'UBF, la Tisana, insomma, un centro interessante, arriva da questa fusione, c'è un presidente bravo che ha voglia di far bene, 7 gol da San Daniele, e l'Ancona Lumignacco che è la 6ª sconfitta consecutiva, ha cambiato l'allenatore via Birtic dentro Trentin, ne parliamo fra pochissimo. Vi devo solo chiedere quale piazza di queste in crisi vi colpisce di più. Giro di opinioni, partiamo da Peruzzo. Sacilese. La crisi anche di ripartire, di trovare una dirigenza di nuovo forte, stabile. Io mi ricordo il primo anno di eccellenza, siamo andati la prima in casa, la seconda partita in trasferta, siamo andati a Sancile e ne abbiamo presi 7, non l'abbiamo vista proprio. Merlino. Sacilese sicuramente, perché insomma, il calcio, lo sport in generale non ha memoria, quindi si vive del presente, però sapendo che erano tra i professionisti pochi anni fa. Fa rumore. Barlocco, Sacilese tutti. Io dico la Tisana, a parte che Gradisca c'è stato un po' un ricambio, perché comunque la Fortezza è andata in prima, è l'ISM più che Gradisca, no? La piazza che è in crisi. Io dico Basso Friuli perché insomma hanno fatto una fusione, poi è una piazza, la Tisana, che è un centro grande. Poi io dico una cosa, è fra Carlino e Lignano, 2 squadre che sono in D, che sono 2 squadre importanti, quindi vuol dire che forse qualcosa per territorialità puoi anche pescare lì. E loro forse non sono riusciti a farlo, però proprio per territorialità hanno il Veneto vicino. 7 gol, 7 gol. Come ho detto martedì scorso, premiando il Muggia che ne aveva fatti 7, questa volta.
Esatto, è vero. Condanno vale per il Fiume Veneto di Mister Muzzin, vale per Barel, anche qua hanno scelto un allenatore che ha un'esperienza, può fare questi passaggi a vuoto. Per voce loro l'altro anno dicevano in qualche anno vogliamo tornare in eccellenza, quindi mi sembra che non è quella la si rischia la seconda. Con Simone UBF. Va bene, abbiamo dato questo non va molto rapido per segnalare queste situazioni. Tra non va c'è ancora Lumignacco. Era tornato Birtic con grande entusiasmo, vi ripercorriamo velocemente con le sue dichiarazioni come era tornato, ma alla fine i risultati non arrivano. Abbiamo sentito anche il presidente Pisacane, l'intervista al servizio e ci ritroviamo dopo la pubblicità. Quindi è tornato Gianluca Birtic? Ma guarda, sono tornato perché non avevo voglia prima, non avevo più stimoli. Mi ha stimolato tantissimo quello che mi ha chiesto l'Ancona di far crescere i giovani e ho detto avrei allenato solo se c'era un qualcosa che mi avrebbe riacceso la fiammella. E adesso è così? Adesso è così. È bellissimo perché avere tanti ragazzi e dargli la possibilità di giocare, cercare di insegnargli è bellissimo. Quindi non fa paura questo ritardo in classifica? No, a me no. In questo momento no, e per come stiamo facendo, cioè manca veramente il particolare, manca il famoso centimetro, che è quello che ti fa vincere o ti fa perdere. In questo momento lo stiamo perdendo, però siamo lì, siamo borderline. Prima cosa mi dispiace molto di Gianluca, che è una persona che stimo, una persona che ha tanta esperienza nel calcio e io avevo molta fiducia in lui. Il problema grosso è che lui ha lavorato con tanti giovani. Se c'era un po' di esperienza in più, forse noi a quest'ora non eravamo a parlare così, perché lui ha perso le partite sempre 1-0, 2-1, 3-2, sempre con il problema di non riuscire con l'esperienza a venire fuori. Ecco, adesso noi vediamo a dicembre ci sarà anche magari la possibilità di ritoccare qualcosa, di vedere se c'è qualcosa sul mercato e portare vicino e cercare di mettere a posto la situazione societaria anche della squadra. Il mondo arbitrale, le loro decisioni, le dinamiche. Per la prima volta nel calcio dilettanti l'analisi anche degli episodi in TV con Andrea Merlino, arbitro regionale dal 1997 al 2005, poi anche tra i professionisti in Serie C e da questa puntata pronto a raccontarvi come vanno interpretate le scelte arbitrali. Novità assoluta, continuiamo con terzo tempo e apriamo il nostro secondo tempo della trasmissione annunciandovi questa iniziativa. Io sono veramente contento perché da quando ho iniziato a parlare di dilettante, ormai sono 14 anni Andrea, mi è capitato molte volte di discutere, no? Di fare anche trasmissioni, momenti di dibattito, però non ho mai visto, e noi ne abbiamo parlato un po' di anni fa, questa iniziativa, ovvero metterci lì con un componente, perché Andrea Merlino, oltre a una carriera importante, ed è stato uno dei migliori, Gerli, a parte la tua espulsione, arbitri nella nostra regione, ex presidente del CRA, è ancora componente, quindi un componente che è dentro le dinamiche, che viene in una trasmissione e ci aiuta a capire il mondo arbitrale, non lo ha fatto nessuno, siamo i primi, mi sono molto contento e ti ringrazio. E ringrazio che il mondo arbitrale che ha accettato la nostra idea, no? Assolutamente sì. Una volta spiegate quello che volevamo fare, perché sono un paio d'anni che ne parliamo, quindi lo scopo, come ci siamo parlati, non è quello di fare la moviola ai casi della domenica, esatto, bensì spiegare quelle che possono essere le dinamiche di una decisione, piuttosto che spiegare il regolamento, presuntuosamente fare un po' di cultura arbitrale perché aiuta a capire. Sì. Se i giocatori sapessero il regolamento metterebbero in difficoltà tutti e si giocherebbe meglio. E aiuta anche noi quando guardiamo le immagini, tante volte dico ho un'idea ma mi chiedo però a livello regolamentare, quante volte ci capita Simone, a livello regolamentare com'è? Come non è? Noi no? generalizziamo ultimo uomo, ma non è così, esatto, perché hanno una casistica tutto quindi, loro. Ovviamente non lo faremo tutto in una volta, saranno più puntate, Andrea Merlino sarà nel nostro staff quest'anno, non ogni settimana, però spesso lo vedremo
anche per commentare dilettanti e poi per questo spazio. Quindi prenderemo le situazioni e cercheremo di andare a raccontare. Partiamo, ripeto, non è moviola e ogni puntata cercheremo qualche curiosità. La prima puntata abbiamo scelto di dire, parliamo di assistenti. Le ultime proprio trasmissioni siamo stati lì a discutere, ma non potrebbe segnalarlo, dovrebbe segnalarlo, eccetera. Ci sono stati dei casi nelle ultime settimane. Ma l'assistente, quindi, innanzitutto parliamo del ruolo dell'assistente, che noi siamo abituati al guardialine, no? Deve segnare se esce o no la palla, e tu dirai, vabbè, combina ring, no? Ma qual è il ruolo dell'assistente? Quali sono i suoi compiti? Partiamo da lì. Assiste l'arbitro, è un ruolo che chiaramente si è modificato e ha ampliato le sue attività negli ultimi anni. Una volta era veramente quello che alzava la bandierina quando il pallone usciva e segnalava il fuorigioco. Dopodiché il calcio è cambiato e anche le dinamiche, chiaramente gli assistenti aiutano l'arbitro ad arbitrare segnalando i falli in certe zone di competenza, aiutandolo in certi frangenti che poi oggi andremo a vedere. Esattamente, quindi sono una terna composta da un arbitro centrale e altri 2 arbitri laterali. Ovviamente anche in questo caso stasera affrontiamo alcune cose, ma poi sicuramente torneremo nei prossimi appuntamenti a toccare magari altre situazioni. Un episodio lo propone la trasmissione, quindi lo propongo io, 2 invece Merlino, quindi 3 episodi come la terna. Eccolo qua il primo. Andrea, visto che si parla, la cosa bella, aggiungo, è che prendiamo episodi del mondo dilettantistico e delle nostre immagini come a tutto campo, quindi non cose prese da chissà dove. Questa è una partita di qualche stagione fa. Qualche stagione fa, chiaramente non andremo a dire fatto bene, ha fatto male. Però io perché te l'ho proposto? Perché ho detto guarda come segnala qua in maniera chiara, evidente, quindi si può segnalare in maniera, cioè proprio in maniera vistosa anche, fa anche il gesto che ha preso con la mano il pallone il portiere. È fondamentale che l'assistente abbia chiaramente percezione di dove è il pallone, nelle sue vicinanze in questo caso, abbia anche chiaramente chiaro dov'è l'arbitro, perché l'arbitro può essere un contropiede, può essere lontano, e quindi deve capire che, basandosi sul metro anche arbitrale che sta usando l'arbitro, quando segnare un fallo, in questo caso è un fallo di mano, l'arbitro è lontano o comunque sta arrivando in corsa perché è una ripartenza veloce e giustamente segnala il fallo da fischiare e può non attendere, può farlo subito. In questo caso sì, perché è chiaro. Ecco, un'altra cosa che avrebbe potuto fare, oltre ad indicare chiaramente il fallo di mano, come potete vedere, è quello di dare un'indicazione all'arbitro sul provvedimento disciplinare. Ah sì? Sì. Quindi la casistica vuole che nel caso in cui l'assistente suggerisca, perché poi la decisione finale è sempre dell'arbitro, indicandosi il petto il cartellino giallo, indicando i pantaloncini il cartellino rosso. Queste sono delle dinamiche di campo che possono aiutare. Gli arbitri non hanno gli auricolari dove dicono rosso o giallo, quindi ci sono chiaramente dei segnali che sono convenuti per tutti affinché possano essere di aiuto subito. Quindi chiudo il mio episodio, dinamica, la segnalazione immediata si può fare perché è un episodio evidente ed è vicino in controllo, e può anche segnalare suggerire il provvedimento disciplinare suggerire il provvedimento. Dimmi i tuoi, vai. Episodio 2 è quello scelto da Andrea Merlino. Vediamo. Ecco un'altra casistica che è difficile qua per l'arbitro, ma è ben chiara per l'assistente, è decidere se è calcio di rigore o non è calcio di rigore. Il fallo è avvenuto dentro o fuori area. Allora, la decisione sul fallo chiaramente sta all'arbitro, però chiaramente vedete che è indietro rispetto e soprattutto la prospettiva può ingannare. L'assistente è esattamente perpendicolare all'area di rigore e quindi può decidere. Allora, cosa succede? Nel momento in cui l'assistente vede che l'arbitro fischia, se il fallo è avvenuto all'interno dell'area di rigore, con la bandierina bassa andrà corricchiando, si sposterà verso la bandierina del calcio d'angolo, per far vedere che è dentro l'area e quindi va verso il calcio di rigore. Se invece il fallo avviene fuori area, per quello che è la sua visione, resterà fermo. Come in questo caso. Resterà fermo, addirittura, vedete, fa qualche passo verso il centro campo per far capire che il fallo è fuori. Ok. Buono.
Grazie, andiamo con l'altro episodio per far capire come interpretano, come dialogano assistente e arbitro. Qua siamo in un campo Bannia, in un Bannia Tolmezzo in promozione. Qui è fondamentale che l'assistente sia ricettivo, sia esplosivo dal punto di vista atletico, perché deve partire in rapidità come con gli attaccanti, perché gol o non gol a volte si decide una partita se non un campionato. Ecco, in questo caso qui, se il pallone non è entrato, l'assistente chiaramente si troverà in questi momenti sui pressi della linea di fondo, quindi della bandierina, e resterà fermo, farà capire che non è entrato il pallone. Qualora invece fosse entrato per lui, che è esattamente di fronte alla linea di fondo, alla linea di porta, vede che il pallone è entrato totalmente all'interno, indicherà con la bandierina il centrocampo restando fermo, l'arbitro avranno un contatto visivo, l'arbitro fischia perché vede che l'assistente gli ha indicato che è il gol, e in quel caso l'assistente andrà di corsa verso il centrocampo per far capire che... Ovviamente qua siamo di fronte a episodi difficilissimo da vedere, però quella palla lì che entra o non entra la decide sempre l'arbitro, ma l'indicazione la deve dare un'indicazione l'assistente, no? Su quella palla lì. Deve, no? È l'angelo custode dell'arbitro in quel momento, l'arbitro si affida totalmente a lui. Deve dare lui la segnalazione. In quel momento in cui bisogna dare quei 30 metri di scatto in più per aiutare, perché poi il concetto Ma l'arbitro può ignorare la segnalazione in quel gol non gol? Sì. Può ignorarlo, ma dovrebbe essere un folle perché non ha la prospettiva per farlo. Gli arbitri sanno, la terna sa che è una squadra, la terza squadra. Si vince e si perde tutti insieme, quindi se tutti fanno il loro e si impegnano ne escono vincitori. Bene, una sola domanda perché poi dobbiamo andare con gli altri argomenti. Il filmato del Brian della prima partita di campionato ce l'hai sul fallo di mano? No, questo non, ce l'hai. Questo non contempla le indicazioni. Ne parliamo dopo. Ne parliamo dopo. No, perché ovviamente la tentazione... Se segna lì l'assistente... Allora, dei falli ne parleremo sicuramente in un'altra puntata. Do solamente un'indicazione. In area di rigore, salvo casi specifici cui discuteremo, l'assistente non alza la bandierina, non segnala con la bandierina alta, salvo casi particolari. Quello di Gorizia Codroipo anche. Io ho detto la dinamica, Noi l'arbitro lì? Noi vediamo la possibilità, guarda visto come sono, no? Poi vogliono sapere sull'episodio che è successo, ma questo, poi ce ne saranno altri, vi aiutano a capire delle dinamiche e avere una lettura. Poi le credo restino sempre interpretabili e si possono sbagliare. Chiaramente le spiega le dinamiche, bisogna fare un piccolo cappello. Nel mondo nostro di dilettanti abbiamo gli assistenti in eccellenza e in promozione. Allora, in eccellenza sono assistenti di ruolo che fanno praticamente solo quello, quindi sono gli assistenti che stanno crescendo e che sicuramente 2, 3, 1, 4 saliranno in serie di affinità. In promozione si trovano assistenti magari un po' più maturi, si trovano gli arbitri di prima categoria che magari non sono impegnati, quindi c'è sicuramente qualche, dico io, difficoltà in più, perché non è facile calarsi immediatamente, non siamo delle macchine che con un pulsante, un interruttore... Non sono registrati come in eccellenza dove hanno proprio quel percorso delineato. Fare l'assistente è di una difficoltà estrema per quello che riguarda la concentrazione, che deve essere costante, il fuorigioco, la linea, il fallo, la rimessa laterale, non è facile. Bene, prima puntata, primi episodi, quindi... Io invece ho una domanda. L'assistente di Bannia lì, secondo me se era scaffato alzava fuori gioco quando capiva che era, e metteva a tacere tutti, no? Va bene. Sul passaggio lì. E allora spero vi piaccia questa novità con Andrea Merlino, insomma una volta al mese sicuro ci troviamo per parlare di queste dinamiche, ma anche qualcosina di più. Perdonami una battuta, Massimo. Io non faccio più parte del comitato regionale, ma sono ancora associato, però è una linea che abbiamo condiviso anche con il presidente Riccardo Ross, perché capire e conoscerci aiuta ad avvicinarci. Grazie. Questa è la novità su TV12, terzo tempo, prima volta in assoluto, ma noi continuiamo con le nomination perché andiamo nella parte finale di trasmissione, dobbiamo decidere il miglior allenatore, il miglior giocatore, gol e parata, quindi pronti. Vediamo cosa pensate voi, chissà cosa pensate voi a casa, vediamo cosa decideranno i nostri opinionisti con il supporto degli ospiti. Miglior allenatore. Dopo 13 gol in 5 partite,
si ferma il Deportivo Junior, merito della serenissima targata Paolo Collavizza, che resta in scia con 14 punti in campionato. La difesa funziona, la squadra resta in alto e da qualche stagione ormai riesce a recitare campionati da protagonista in prima categoria. Mister Collavizza e il suo gruppo funzionano. Qua, prima di dirmi sì, no, voglio un altro nome, Gerli, parlami di questa serenissima che ferma il Depo, che ha insomma una squadra che può andare veramente fuori per fuori in prima categoria. Sì, sicuramente domenica ero a vedere una partita di cartello di prima categoria, prima e seconda, un big match, una partita bella, grintosa, a me è piaciuta tantissimo, con occasioni non proprio limpide, ma ripartenze da una parte e dall'altra molto buone. Sicuramente gli obiettivi sono diversi di queste due squadre qua. Il Deportivo è la squadra costruita per vincere, con 17 titolari, dico sempre a mister Marchina, che lo sento quasi ogni giorno, che ha uno squadrone, lui lo sa. La Serenissima invece di Paolo è molto forte, si è rinforzata con 2 o 3 giocatori di Manzano che avevo l'anno scorso, e aveva già fatto bene l'anno scorso, aveva già fatto bene e continua a far bene, e quindi sicuramente queste due squadre qua arriveranno, una secondo me che è il Deportivo, va. La Serenissima dalla seconda, terza, quarta arriva sicuro. E poi è molto solida, bene la fase difensiva, no? Va bene anche, avevano solo un 2004 dentro che Vidussi, molto bravo, fisico, ha tenuto bene la difesa, come un Reale e Zampa a sinistra, quindi direi molto bene, una bella partita. E Collavizza, insomma, ha in mano questo gruppo. Paolo sì, già 3 anni che lavora, quindi li conosce. C'era qualche episodio arbitrale, ma non lo porto in sede di discussione. C'è stato un episodio molto discusso. La società è molto bene, molto forte, il presidente bene. Cosa facciamo di questo miglior allenatore? Io sono d'accordo. Me lo lasci tu? Sì. Via. Simone Fornasiere? Sono un po' in dubbio. Paolo, intanto è un amico, quindi mi dispiacerebbe, però no, io cambio, perché io voglio votare sempre un allenatore che vince. Il pareggio è vero, è ottimo, sta facendo un grande lavoro già l'anno scorso che era neopromosso. Io stavolta ti dirò un nome che so che non ti piacerà, ma questa volta ti dico Campaner del Pordenone, perché batte la Buiese, che era lo scontro diretto fra prima e seconda, comunque dà un altro segnale che il Pordenone non è mai facile vincere, l'hai detto anche tu l'altra volta parlando. Una buona Buiese, È contro una buona Buiese che se l'è giocata, mi hanno detto, quindi cinico. Io questa volta dico Ciccio Campaner del Pordenone. Barlocco? Confermo il tuo invece. Confermo il mio. Allora, con 2 siamo a posto, non ho bisogno neanche degli ospiti se volessero andare in discussione, quindi resta Paolo Collavizza e la Serenissima che ferma il Depo, che sta facendo bene. Miglior giocatore, chissà se qua ci saranno dubbi, andiamo con la nomination. Cresciuto nel San Luigi, passato dal Costalunga al Domio, Sant'Andrea, poi 3 anni fa lo vuole fortemente il Chiarbola Ponziana e cresce molto sotto la guida di mister Musolino, e i 3 gol con la Sanvitese lo proiettano capocannoniere a sorpresa dell'eccellenza, con 6 gol contro quella Sanvitese che finora aveva subito solo 3 gol in campionato, ne fa 3 Sistiani, ed è la vittoria di giornata, con lui protagonista assoluto. Il risultato di giornata, potenzialmente, sì, certo c'è anche quello del San Luigi importante, però questo 3-0, la Sanvitese che non subiva gol, non ha mai subito tutti questi gol, ha sorpreso, no? Sì, però Sanvitese in casa sta facendo male, 5 punti su 12, invece fuori ne ha vinte 4 su 5. È vero, e in effetti ha una percentuale di vittorie esterne più alta delle vittorie in casa. Certo. Ha perso in casa col Fagagna, ha perso parecchie partite in casa, è vero. Questa è bruttina anche per il numero di reti subite. Detto questo, è vero, ne parlavamo domenica, l'assenza di
Filippo Cotti-Cometti si è sentita là dietro. Non può essere un giocatore che ti fa così la differenza. Sì. Tra l'altro un 2004. Però è forte, No, forte, madonna. Però è forte. E detto questo, Chiarbola Ponziana, che esploit. Sono felice per loro perché è veramente una sorpresa, no? Cioè, Musolino, che è stato anche con me e non abbiamo avuto un buon feeling, però non avete avuto feeling? No. Devo dire che sta facendo miracoli. Ogni anno si inventa il bomber, perché l'anno scorso con quello che è smesso adesso non mi viene. L'anno scorso al Chiarbola? Chiarbola, con 6. No, è andato al Sant'Andrea, mi dicono, dovrebbe essere fatta. Non lo so. Oggi è andato Ezio Marconi a fare il direttore generale, no? C'è un Sant'Andrea che vuole ambizioso a sto punto. Ti dico, l'anno scorso con Sain, Kassler l'anno scorso ha fatto 11-12 gol, insomma, importantissimi. Quest'anno Sistiani, non so, inventa e quindi bravo veramente. Anche Sistiani passato da San Luigi, appunto. Sistiani no? ha fatto il settore giovanile, con noi fino ai juniores, poi Domio e via. Però io ho detto una cosa, il fatto che ci sia Sistiani lì con 6 gol conferma quel discorso dell'equilibrio, dell'eccellenza, no? Che non c'è la corazzata, perché manca anche quel nome, sta arrivando Carlevaris con i 5 gol, no? Però Barlocco, insomma, manca il grande bomba. Sì, ma pensa ai numeri di Ciriello l'anno scorso a oggi, era già fuori categoria. Manca Zorzetto. Potrebbe mancare qualcosa a Fagagna, lo ha detto Pagnucco? Cassin ha segnato poco quest'anno, assolutamente uno che va in doppia cifra sempre Cassin. Quando, se cominciano lì a trovare anche quella continuità, può girare. Manca cabine. Manca cabine in categoria. River Flaibano, non abbiamo parlato della conferma di Rossi, Simone Gorizia, di nuovo si conferma il problema che non riesce a far gol questa squadra. E c'è Rive San Vitese domenica, ecco la San Vitese che fuori va. Insomma, Fiducia Rossi per quanto? Questo è quello che... A sto punto deve essere a oltranza. E ti ha sorpreso? Un po' mi ha sorpreso, sì, perché credo che tutto portasse a un cambio in caso di risultato non positivo. Però, Ci sono un po' di panchine ancora sotto osservazione, in eccellenza. Questa sera non ho affrontato il tema, però insomma c'è Casarsa che deve vincere. Casarsa 0-0 con la Juventina, lì pareggio, anche la Juventina, non so se vogliono, non mi riferisco all'allenatore, ma sta facendo fatica. Juventina sta facendo fatica, ha il problema numerico, deve superare questo momento difficile. Insomma, ci sono situazioni, è un'eccellenza equilibrata, ma ci sono anche le crisi. Gli ultimi 3 posti con 5 punti sono pochissimi. No, Presidente? È molto rischioso girare con questi punteggi un tot di giornata. Però, d'altro canto, qualcuno deve stare indietro. Deve stare anche dietro, no? Se no non tornano i conti. Però sono pochi, nel senso che l'anno scorso stavano dietro però con più punti. Noi eravamo dietro l'anno scorso. L'anno scorso ripeto male. Però è più di 5, dai. Loro, Fagagna, Fiume Veneto l'altro anno ha rischiato. L'Azzurra è partita bene, poi ha avuto un crollo vertiginoso, poi con Campo. Comunque in questa giornata abbiamo visto nel grande equilibrio anche l'Azzurra che sbaglia tanto e non riesce a trovare una vittoria che era nell'aria. In alto, il Codroipo, abbiamo parlato benissimo del Codroipo, ma però io ha avuto un calo. Volevo dirti anche questo, cioè, è veramente un campionato equilibrato. Noi abbiamo giocato il Fagagna è una buonissima squadra, Codroipo, buonissima squadra. Cioè, veramente adesso... serve il giocatore che svolta. Se una di queste squadre, noi compreso, riesce a trovare una punta che ti fa il gol, vai. Occhio il Codroipo ha segnato Musatfi però. Non ce ne sono. Non ce ne sono. Attenzione perché il mercato esiste. In D il Miragliano Ruffo non sta giocando, potrebbe tornare un elemento da mercato Ruffo.
e che potrebbe spostare. Ma il problema del gol è un problema grosso. Maniago, Casarza e Rive a 5 punti ce l'hanno durissima, calcolando che sopra dopo hai un Gorizia a 10. Ma Gorizia ha fatto 5 gol, il Gorizia fino adesso. Sì, comunque c'è anche lì il problema. Pochino sta mancando. Anche Pochino non riesce. Non sta giocando neanche Butti al Brignano. Non sta giocando neanche Butti, è vero. Va bene, però restiamo Sistiani. Nomination del miglior giocatore, Gerli? Tripleta per me. Deve starci. Allora, ti confermo Sistiani, però fammi fare un altro nome, che è quello di Lucchese del Fontana Fredda. Classe 2006 che è andato in campo e nella notte era mancato il papà e voluto essere vicino ai suoi. Quindi Sistiani te lo confermo perché è una tripleta. Però questa storia... Mi sento di mandare un abbraccio a sto ragazzo, insomma. Hai fatto benissimo, abbiamo aperto anche noi domenica la trasmissione l'ho visto da ed te. è giusto ricordare ancora, ci uniamo. Mi unisco a questa nomination di cuore. Barlocco? Ok, abbiamo anche il miglior giocatore e adesso è il momento del gol e della parata. Via con il gol. Allora, i gol arrivano dalle categorie, non dall'eccellenza, arriva dalla terza, dalla seconda, dalla promozione. Questo è Zhang del Poggio, un bel gol, una bella botta. Meroi, la punizione, quella distanza lì che salva la Manzanese nel derby con l'1,91. Beh, ma qua il portiere. Lo so che date la colpa al portiere, poi questo è bellissimo. Questo è buono. Io credo che stavolta... Di che squadra, scusami? Spilimbergo. Nel big match col Valenoncello. Col Valenoncello. Questo è un gol bellissimo. Questo sì. È bello anche il primo. È bello anche il primo. Però dai, andiamo via all'unanimità? Sì, dai, Russo. Russo stupendo sto gol. A me piacciono Gerli. Sì, sono d'accordissimo. Stop di petto, girata. Controlla, gira, mette all'angolo, bello. In uno scontro diretto poi. In uno scontro diretto, in seconda. E sono contento che arrivino questi gol. Devo dire una cosa, la curiosità. Davide Buset che ha seguito e ha voluto seguire questo match, mi dice purtroppo ci capitano problemi, non siamo perfetti, avevamo un problema tecnico, non avevamo il gol dell'1-1. E io ho detto, Davide, cosa facciamo senza il gol dell'1-1? Ma aveva il gol dell'1-0, che è uno spettacolo ed è tra i migliori gol. Ha preso quello giusto. Esatto. Credo, poi magari quello del Valenoncello l'ha fatto bellissimo. Vediamo se è più difficile la sfida con le migliori parate. Abbiamo scelto il Russo come miglior gol, sono iniziate le nomination di novembre, quindi era il primo giro. Nicodemo che para sempre per il Casarsa. Nutta va a mettere in angolo questa girata di Gasci, in teoria. Bella la girata, bella la parata. E Miani del Deportivo. Sì, del Deportivo. No. Della Serenissima. Del Deportivo. No, ho sbagliato. Matteo Depo. Sì. Miani, il portiere. Sì, del Depo. Del Depo, contro la Serenissima. Allora, sono tutte belle. Qua abbiamo Barlocco, quindi lui ci deve aiutare a dare l'interpretazione, come ha fatto Merlino con gli assistenti. Io voto quella di Miani perché sulla girata al volo ha preso una gran palla. Questa? Sì. Più difficile. Perché il primo di Nicodemo è un tiro che vede partire, è vero che è angolata, va bene. È bravo, mi piace la posizione di Nicodemo. Sì, certo. Dove si posiziona. Era molto alto. Esatto. Mentre quella di Nutta, diciamo che è puro istinto, bellissima. Più centrale. Questa a me piace molto. Ingannano anche le prospettive, vorrei capire quanto è centrale anche questa. È sicuramente più ravvicinata questa anche. Forse un po' più potente magari. Forse più forte. Via, dai, dobbiamo decidere. Merlino cosa sceglie? Io Miani. A me piace la prima perché è dovuto scendere il portiere, abbassarsi sul tiro gli altri è vero che non tiri più alti sulla testa, ma erano forse un po' più di istinto. Questo la prima ha dovuto abbassarsi il tiro angolato, la prima. La prima, quindi. Nicodemo. Peruzzo? Questa di Miani, quindi come Barlocco. Nutta. Io vado su Matteo.
l'ho vista dal vivo, una grande parata. Era bella anche dal vivo. Un ragazzo stupendo, si allena sempre, sempre pronto, e quindi vado su Teo, che avevo l'anno scorso a Mazzano, quindi vado su Matteo. Gran parata, no? Mi piace anche a me, l'avrei scelta anch'io, sinceramente. A vederla dal vivo, guarda, è stata una cosa velocissima. Sì. Ti faccio una domanda, ma era valida perché mi sembra che abbia fischiato fuori gioco? Aveva fatto fuori gioco. Ecco, perché visto Però l'arbitro se non di formazione professionale. Siccome tu sai che... allora non vale. No, non ha dato il fuorigioco. Sì? No, dopo ha dato fuori gioco. Guarda l'arbitro, ha alzato il fuorigioco e l'arbitro ha segnalato. Lui aveva parato, dopo ha alzato fuori gioco. Scusate se ho rovinato il rotolone. Questo è grave. Scusate, io guardo sempre l'arbitro. Prima che tiri, No, ma io sapevo che aveva fatto fuori gioco, però la parata, se lui non alza, cosa che magari può anche succedere, la parata... Ragazzi, questo è un problema, è una parata che non esiste tecnicamente. Ricorso affinché vinca Nutta. Per fortuna abbiamo un minuto da perdere, facciamo così e no, dobbiamo parlarne perché questo è un tema. Noi non mentiamo la parata se c'è il fuorigioco, è proprio del regolamento. Quindi vi dico domani di cosa parleremo di Riviera nella puntata del Focus, quindi una piccola clip con Gabriele Magrini e Riviera tra gli obiettivi del Riviera e un po' di post partita di terzo tempo. Vediamo. Il nostro obiettivo è quello di fare bene calcio, anche se si va su, se si va giù, l'importante è stare bene assieme e raggiungere dei risultati sportivi, che siano in prima o in seconda, ma l'importante è che i giocatori vengano a Magnano, giochino nel Riviera perché si trovano bene. Questo è l'obiettivo anche sportivo. Sì, io vorrei intervistare anche mister Neghelli, però non è ancora arrivato qualche ora. Arriva Beppo, ha tante cose da lavare, probabilmente è un po' lungo. Mi ha detto Natascia che sei anche un grande ballerino, è vero? Io, grande, insomma, faccio parte dell'associazione dei ballerini delle Riviere da una vita. Si lotta comunque sempre fino alla fine e con questo ho detto tutto. Allora, Riviera domani sconfitta con l'Arenese 1-0, anche questa partita abbiamo seguito, è stato un fine settimana ricchissimo di immagini, di temi, dalla Serie D alla terza categoria abbiamo raccolto storie di dilettanti, 19 campi, e poi il martedì, ogni martedì riassumiamo tutto con le nostre rubriche, con le nostre discussioni. Purtroppo il regolamento, che non esiste, perché non è mai stato scritto, è solo mio, nella mia testa, ma se il gol, se c'è il fischio dell'arbitro, bellissimo, ma non può andare avanti. Mi spiace, quindi passa Nutta, che è l'altra parata, insomma, bellissima, e anche per la prestazione di Nutta con l'Azzurra. Quindi va a lui. Mi dispiace, però Meane sì, arbitri che rovinano tutto, è incredibile. Oh. Comunque era un buon arbitro. Sì. Bene. Ok, abbiamo sentito tutto. Un'ultima battuta prima di salutarci. Presidente Peruzzo, noi raccontiamo storie di dilettanti. Questa sera, insomma, abbiamo parlato tanto di Trieste, lo dicevo, protagonista in più riprese e con più protagonisti, e allora abbiamo, per chiudere storie di dilettanti, un talento triestino, Fantina. Lo ricordi? Fantina, grandissimo. Ha giocato un anno con noi. Ha fatto anche un anno con San Luigi. E ha fatto un gol in un anno. Solo uno? Allora è stata l'annata più disgraziata della sua carriera. Allora ce l'ho quel gol, perché per un caso dovevo mettere un gol, ho trovato un gol con il San Luigi che quasi dalla bandierina lo mette sul secondo palo. Secondo me potrebbe essere quello. Comunque, insomma... A Trebiciano, campo in erba. Ok, chissà, vediamo. Comunque, Fantina, uno dei grandi talenti del nostro calcio. Ogni settimana, ogni martedì noi vi portiamo anche a raccontarvi le storie dei nomi del calcio dilettanti, e quindi stasera vi lascio con la sua intervista. Io ringrazio per questa puntata Davide Barlocco. Buonasera. Simone Fornasiere. Buonasera. Massimo Zerri, grazie. Buonasera. Grazie Andrea Merlino ancora per questa novità. Ci vediamo fra un paio di puntate con nuovi episodi didattici. Grazie Ezio Peruzzo. Grazie a voi. E domani si torna in campo, via Tamai, forse ci vediamo lì. Potevamo riposare là, l'ho detto al mio amico Elia, ci davano 2 brandine. Stavamo vicino domani, da via Felluga a Tamai, è comoda. E di sera. Però dai. Però è così. Però l'ho detto... speriamo di ripetere il risultato, no? Ci tieni alla Coppa, no? Sì. Ci sta.
Fantina, il talento triestino, vi lascio con l'introduzione di uno dei suoi allenatori, Furio Corosu, e poi l'intervista che abbiamo realizzato. Grazie ragazzi in regia, appuntamento domani alle 19:30, ogni giorno il calcio dilettanti su TV12. Ciao! Un giocatore estremamente creativo, tecnicamente esuberante, indubbiamente, che avrebbe potuto tranquillamente giocare tra i professionisti. Un giocatore tra l'altro estremamente appassionato per il calcio, anche con un rapporto direi sempre positivo, di empatia con i suoi compagni, quindi un giocatore che faceva anche gruppo della sua singolarità, nelle sue capacità. Una volta in una finale di Coppa Italia con Cristian Fantina, giocata tra l'altro contro il Fontana Fredda a Palmanova, in una serata a -2, infreddolito, è entrato in campo mezzo acciaccato, ha fatto le sue solite finte, dopo 5 minuti di gioco si è portato sulla destra, ha calciato con il sinistro e ha centrato l'incrocio dei pali, 1-0. Dopodiché, dopo altri 5 minuti, partendo dalla parte opposta, è andato dall'altra parte e col destro ha centrato l'altro incrocio dei pali, ha fatto 2-0, dopodiché è arrivato in panchina e ha detto: basta così, mister, posso sedermi? Ecco, questo era Cristian Fantina, immenso, un grande giocatore dei dilettanti che avrebbe potuto essere anche un ottimo giocatore dei professionisti. 10 giugno 1978 nasce a Trieste uno dei talenti del calcio dilettanti. Estroso, grande fantasia, anche abituato a fare gol. La sua carriera inizia nel Portuale, perché Trieste aveva la squadra del Porto, fa il settore giovanile lì, esordisce a 16 anni in prima categoria, poi fa una cosa che a Trieste è tipica, e visto che il suo carattere ci sta, un po' di calcio a 7 prima di cominciare la sua avventura con varie squadre di quella zona, grandi nomi come il Ponziana, per finire per andare con San Luigi, col Muggia, fino ad un esordio, ne parleremo, che per lui sicuramente ha segnato un momento tra i più belli calcistici, la Triestina in Serie D. Facciamo parlare lui della sua carriera. Cristian Fantina. Ciao Massimo. Ciao Massimo, grazie per essere con noi. Grazie a te. La carriera di un talento sicuramente con una testa particolare, no? Tiriamo via il particolare. Esatto. Una testa che ho sempre fatto quello che volevo, anche andando contro probabilmente a un futuro differente da quello che ho avuto, da quello che ho fatto. Siamo immerso tra foto e tanti articoli tuoi, Chris, proprio mi ha colpito uno di 3000 Sport che tengo qua, allora giornale che si occupava di dilettanti, io fantinasso incompiuto. Ti sei sentito un po' così? Ma non lo so, no, perché comunque devo essere sincero, io il mio sogno l'ho coronato, a 37 anni però ce l'ho fatta, dunque non mi sento incompiuto. È stato un sogno realizzato per te proprio così, io mi ricordo quel momento lì, poi abbiamo fatto un video girato proprio per aprire una serata a Villa Manin, dove volevo dire ognuno ha i suoi grandi sogni e i suoi obiettivi, no? Per te quell'entrata in campo con la Triestina in D è stato questo? Guarda, ancora adesso se parliamo mi viene la pelle d'oca. Io da tifoso è sempre stata una scelta di cuore, perché mi ricordo quando andavo ancora allo stadio Grezar con mio zio, andavamo in gradinata e c'era la gradinata con i gradoni di pietra e la gradinata sopra che era in legno, con i tubi innocenti. Fin da bambino la Barda per me era il mio pallino. Lo so, ci pensi ancora e ti fa un po' tribolare, no? Da tifoso. In questo momento sì. È stata una storia, insomma, se ci fermiamo a parlare della storia della Triestina, insomma, fatta di alti, di bassi. Tu hai vissuto
hai coronato il sogno in un momento di basso, perché la Triestina, che ovviamente prima finisce in eccellenza, poi in Serie D, è stato un momento sicuramente anche una macchia, no? Lì bisognava riprendersi, per riprendersi ovviamente si è pescato nel mondo dei dilettanti ed è toccato anche a te. Ma che cosa significava però per voi, per quei ragazzi che hanno giocato poi in quel periodo, vivere un campionato con la Triestina o un momento di stagione con la Triestina? Guarda, devo essere onesto, se dovrei rifare quella scelta, non so se la farei, perché ero fermo da un anno e mezzo, da un anno penso, e mi ricordo che quel periodo dovevo andare a giocare col Cedarchis. Incredibile. Al Carnico, in campionato Carnico, sì. Tramite un mio carissimo amico Michele Corazza, mi ha messo in contatto con il presidente Barei. Sì, c'è stato un momento in cui è stato presidente Barei. Sì. C'è stato quel momento, e sul più bello che dovevo finire il turno di lavoro, dovevo andare verso Arta Terme, e mi è arrivata la telefonata di Mauro Milanese. Al momento, devo essere onesto, pensavo anche uno scherzo. E invece abbiamo parlato, ci siamo trovati e mi aveva chiesto se avevo intenzione di andare con la Triestina. E al momento, da tifoso, ho detto sì, però non è facile a 37 anni. Tutti dicono che sei vecchio, sei finito. Io non ho mai detto di andare là e di giocare. È una scelta che comunque, ripeto, non la rifarei, anche perché ai play-out rischi di andare in eccellenza e rischi che a 37 anni finisci la carriera con la squadra del tuo cuore e retrocedi in eccellenza. È proprio, me la sono vista brutta, devo essere onesto. Sì. Tra l'altro, torniamo all'inizio e alla fine, all'incipit e al termine della tua carriera. Inizi, abbiamo detto che è il Portuale, ma come prima squadra l'inizio, ovvero col Ponziana, vai nel ritorno, giochi il ritorno, fai subito tanti gol, tant'è che l'Itala San Marco ti scrittura, diciamo così, per un po' di Serie D, e poi cominci a girare un po', giochi anche a Monfalcone, chiudi tra l'altro col Chiarbola tecnicamente. Chiudo, no tecnicamente, chiudo con il Chiarbola l'anno del Covid, l'anno che siamo andati in eccellenza, purtroppo non finendo il campionato. Sì, chiudo col Chiarbola a 42 anni, 41. E lì è stato il momento giusto per dire basta. Come hai chiuso, Chris? Ho chiuso facendo gol con l'Oltre. È vero. Che in panchina c'era Alessandro Orlando, che non lo vedevo da tanto tempo. Ho chiuso così perché mi pare che la settimana dopo avevano sospeso il campionato, mi pare. Sì. Ti manca? Neanche un po'. Basta così, dice. Basta. Sono saturo, non è più il calcio che conosco, purtroppo. È cambiato troppo? Moltissimo. Sì? Moltissimo, per me sì. Cosa non ti convince più? Intanto si lavora poco nei settori giovanili per far crescere i bambini. E poi secondo me il livello non è più come quello di una volta. Per me è un po' sotto, ma è un parere mio. Non sei è tu che... l'intervistato, quindi dici la tua giustamente. Che giocatore eri, visto che adesso e che calcio era quello che hai vissuto tu? Visto che stiamo parlando di questo. Intanto era, come ho detto prima, il livello era un po' più alto perché c'erano certi giocatori che andavi a vedere l'eccellenza e vedevi veramente certi giocatori bravi, forti. Questo me l'ha detto anche gli altri ospiti, mi ricordo Sacher, Paolo, c'erano più squadre con più giocatori che ti interessavano. Che facevano la differenza e ti cambiavano la partita. C'erano di più. Adesso ci sono giocatori bravi, forti, certo. però secondo me, sempre il mio parere, che non ti cambiano la partita. Ok. E Cristian Fantina cambiava la partita quando lo decideva. Quando ero di giornata, sì. Che giocatore eri quindi tu? Estroso, matto, piaceva sempre l'uno contro uno.
Mi ricorderò sempre un'intervista, il Dea, che parlavamo prima, abbiamo fatto Muggia-Zanese, a un certo punto, non so con chi parlava, ha detto è la quarta marcatura che cambio. Quando avevi queste giornate? Quando avevo delle giornate, sì. Io mi ricordo quando inizio a tutto campo, avevo le prime immagini un po' disperate anche se vogliamo, tu eri al Muggia, ad esempio a Gemona che non so, prendi da solo, fai tutto da solo. Quello che passo in mezzo a due. Sì. Se mi ricordo, ce l'ho ancora il video. Il video, insomma, lì dico, scusate, spiegatemi un po' questo qua. Insomma. E pensa, ero a destra e ho fatto gol di sinistro, dall'altra parte. Dall'altra parte, sì. Anche Muggia è stato un bel capitolo, insomma, per te. Muggia calcisticamente parlando della mia vita, intanto mi ha reso più maturo, perché ho trovato un ambiente veramente bello e familiare. E questo ringrazierò sempre il direttore sportivo che poi mi ha visto nascere, perché giocavo con suo figlio al Portuale, che è Paolo Papo Stefani. E grazie a lui mi ha portato a Muggia e lì ho trovato veramente un ambiente adatto a me. Tra l'altro c'è un articolo invece di quando facevi gol contro il Muggia, no? Un derby, che derby erano? Ponziana-Muggia 2-1, Eurogol di Fantina. Quello me lo ricordo ancora perché ero appena entrato, era il primo anno che ritornavo in categoria. Ritornare è un po' una parola un po' grossa, perché quella volta col Portuale ho esordito in prima squadra, ma poi ho mollato e sono andato negli amatori, calcio a 7. E lì ero appena entrato e mi ricorderò sempre che mi marcava Busetti, che poi ho giocato con lui. Storico, marcatura capitano uomo. Anche. Marcatura uomo classica. Marcatura uomo, mi ricordo una scena che sono andato in panchina a bere un po' d'acqua nella borraccia e lui era dietro di me. Comunque, non si sa mai, no? Era uno tosto. Okay. Eurogol, siamo proprio agli inizi della tua carriera dilettantistica con quel Ponziano, prima poi appunto dicevo di passare a fare altre avventure, stavamo parlando del Muggia dove avete vissuto anni belli, ma andiamo con ordine. Ti chiedo, che giocatori hai apprezzato nei dilettanti tu? Questa è una domanda proprio difficilissima, perché come parlavamo prima, veramente c'erano dei giocatori veramente forti. Ti posso fare un paio di nomi: Weiner che giocava con me, Zunia, Mervic, Vigliani, però poi c'era Giorgi, Cermegli, Sacher, come abbiamo parlato prima, Gregoruti che sta ancora giocando, però secondo me il top, Bacio Damiani. Ci arriveremo a Bacio. E Bacio Damiani era un'altra categoria, anche se era già un po' più vecchietto di noi. Sì, è vero. Sono tanti. Raccontami una partita indimenticabile, qualcuna l'abbiamo cominciata già a citare, non so se ce ne sono altre, ma comunque solo sottolineare una che abbiamo già nominato. Allora, partita indimenticabile, Muggia-Pordenone, finale Coppa Italia Romance, 20 ai rigori. In panchina del Pordenone c'era mister Tortolio, mi marcava Ciccio Campaner, che adesso è allenatore del Pordenone, in attacco c'era Giulio Franco Martin, dunque stiamo parlando di gente che sapeva giocare a calcio. Quella è stata veramente una partita indimenticabile, anche perché era la prima Coppa Italia del Muggia. Sì. Poi voi andate anche avanti, arrivate fino ai quarti, no? Quell'anno no, siamo usciti ai gironi. Ok. E poi non mi ricordo che anno. Un anno arrivate avanti. Siamo andati avanti fino ai quarti di finale, che avevamo allenatore Furio Corosu. Sì, è buono, sono stati periodi veramente di un Muggia che stava bene. Lì veramente si poteva fare anche il salto di categoria volendo. Ci avete pensato in quegli anni? Quell'anno proprio che siamo andati avanti ai quarti di finale, che siamo usciti col Cantù, quell'anno sì, perché siamo andati a Manzano con lo scontro diretto da primi in classifica
abbiamo perso a Manzano 2-1, che c'era i vari Mujesan, Strusiata, allenatore Gero Cagliò, e da lì poi abbiamo perso un po' il treno e ci siamo concentrati sulla Coppa Italia. Comunque siamo arrivati quarti o quinti quell'anno lì in eccellenza, però la famosa coperta corta, no? In panchina. Raccontami una persona, compagno dirigente, compagno o dirigente indimenticabile. Dirigente, perché compagni ne ho avuto veramente tanti, ma dirigente, come ho detto prima, Paolo Stefani. Una persona stupenda, che mi ha voluto a tutti i costi a Muggia. Come ho detto prima, devo ringraziare anche lui che mi ha portato a Muggia, perché lì ho avuto veramente la maturità. C'è un aneddoto, Chris, da raccontare, visto che parlavamo di una testa un po' così estrosa, sicuramente ne avrei combinata una. Sì, devo dirla anche grossa, le ho combinata, perché mi ricordo quando giocavo a San Luigi, mi allenava Migliocco e giocavo proprio con i Giorgi, Amarante, Cermelli. Quel periodo lì giocavo poco perché ero appena arrivato dall'Italia San Marco. Non giocando tanto, è capitato che il sabato c'era Lazio-Roma, poi l'anno dello scudetto se non sbaglio, e sono andato a vedere la Lazio a Roma, avvisando anche il mister che andavo giù, ma ovviamente non è che mi ha creduto. Quando poi mi ha telefonato, mi ha chiesto dov'ero e gli ho detto sono in Curva Nord a vedere Lazio Roma. È finita così, è finita così. Non sarà stato contentissimo, immagino. No. Chris, grazie per questa chiacchierata, è stata insomma la tua una carriera fatta di tante giocate nei dilettanti, ma da quello che ho capito senza rimpianti, insomma. Nessun rimpianto. Nessun rimpianto. Allora Chris, grazie ancora. Grazie a te Massimo, buona serata.